Arranca il partito anche di sera, buona serata quest'oggi da Rovereto, dove per la sesta giornata del girone di ritorno della Serie A2 Elite Girone A si affrontano le formazioni con lo stesso nome, cambia solo un Y e una I. L'Olimpia Rovereto all'assista ai vostri teleschermi in maglia rosso-blu, l'Olimpia Verona in maglia giallo-blu invece alla destra dei vostri teleschermi. E abbiamo le formazioni che sono scese in campo, anche se c'è un cambiamento dell'ultimo momento che quindi non vedrete sulla grafica. Comunque la formazione Olimpia Rovereto schiera col numero 16 Leonardo Ceschini, 6 Tiago, 7 Mufakir, 9 Frisenna, 10 Rafinha, 14 Bazzanella, 17 Anzaca, 23 Cristel, 28 Simoncelli, 67 Vivian, col numero 8 Riccardo Gastaldello e col 13 Danilo Veronese. Sembrava che non dovesse farcela Gastaldello, invece è stato preferito alla fine al posto di Fasanelli, mister Giuseppe Saiani. L'Olimpia Verona risponde col numero 89 Massafra, 2 Epp, 4 Guandeline, 6 Portinari, 7 Frigerio, 8 Calabrese, 10 Lucaian, 12 Bortolotto, 15 Battistello, 17 Magrone, 22 Baldo, 19 Zoff con mister Luca Castagna. Gli arbitri arrivano entrambi dalla sezione di Roma 1, Alessandro Mella e Daniele Pozzi, il cronometrista Arjan Busci è di Rovereto. Quintetto iniziale della formazione rossoblu formato da veronesi tra i pali, attenzione, anche qui quindi una sorpresa, poi Vivian col 67, Bazzanella col 14, Rafinha col 10 e Cristel col 23. Questo è il quintetto iniziale di Beppe Saiani. Rueda la pelota al Pala Marchetti, inizia anche questo match. Pubblico che nonostante il cambio di data è comunque un buon numero anche oggi qui al Pala Marchetti. Olimpia Rovereto che inizia l'azione del match con Rafinha che ha ricevuto da Cristel, ancora Rafinha, il pallone per Vivian, tocca lì dietro ancora per il numero 10 Vivian, Rafinha porta avanti la palla, poi la scarica lateralmente verso Cristel. Cristel affrontato da Frigerio, il passaggio ancora per Rafinha, poi Vivian, lo scambio che non riesce con Bazzanella, prova a ripartire la formazione giallo-blu con Epp, chiuso in calcio d'angolo dall'intervento di Rafinha. Trascorsi 44 secondi di gioco, tentativo quindi subito per la formazione veronese, con Frigerio che scodella fuori di testa addirittura Rafinha direttamente a Veronesi che appoggia il pallone a Cristel, viene avanti Cristel, palla al piede, il tocco laterale per Rafinha che viaggia sulla fascia laterale, viene attaccato da Epp, ancora Rafinha, Epp, poi il passaggio largo per Cristel, diagonale che non è stretto ma largo quello di Cristel nell'occasione, la palla esce fuori. La rimessa di Massafra che serve in direzione di Epp, palla scodellata verso Lucaian, l'ex acqua e sapone, tocca all'indietro ancora per Epp, controlla la sfera Epp, poi l'appoggia larga in direzione di Guandeline, la palla ancora per Lucaian, il tocco laterale per Guandeline attaccato da Cristel e da Bazzanella, palla finisce in fallo laterale, l'ultimo tocco del numero 4, giocatore che proprio nello scorso campionato ha affrontato l'Olimpia Rovereto nella finale dei playoff con la maglia del Bologna. Quest'anno è arrivato in inverno, nel mercato invernale, alla formazione di Castagna. Viene avanti Rafinha contro proprio Guandaline, tocca all'indietro Bazzanella, sinistro un po' sborzato, la palla termina sul fondo. Rimessa è per Massafra, il tocco in direzione di Epp che dà la palla a Guandeline che spiega ai compagni come piazzarsi, poi tocco laterale, vediamo ancora il passaggio laterale di
Epp per Guendaline, che poi ha scambiato ancora Lucayan, che non riesce a mantenere il pallone in campo. Rimessa veloce di Christel, poi Bazzanella che è anche uno degli ex, anzi l'unico ex in campo oggi. Attenzione, intanto lo pallone scaricato avanti da Lucayan, controlla Veronesi senza problemi, appoggia Vivian, viene avanti Rafinha, attaccato da Frigerio, pallone che non viene controllato dalla formazione rossoblù in avanti. 2 minuti e 39 trascorsi, punteggio ancora fermo solo a 0-0 e finora anche avaro di emozioni. Passaggio per Epp, scambia ancora con Guandaline, passaggio intercettato da Vivian, finisce in fallo laterale, rimessa per la formazione veronese che effettua lo stesso Epp dietro per Guandaline. Poi arriva Frigerio, ancora lo scambio col numero 4, chiama palla e riceve Lucayan, attaccato da Christel. Bazzanella, ancora Christel, va via Christel chiuso, palla che rimbalza tra lui e Frigerio, l'ultimo tocco del numero 7, la rimessa è per la formazione di casa. Bazzanella, tocco all'indietro per Christel che però la dà indietro a Veronesi, non trovando sbocchi in avanti. Veronesi che cerca Rafinha, anticipato, poi tocco di Vivian, palla recuperata da Bazzanella, intercetta Frigerio, attenzione intanto a Epp, palla scaricata su Lucayan, attenzione Frigerio, chiuso, palla che viene portata avanti da Rafinha, poi Christel, intervento di Lucayan, tutto regolare per il direttore di gara, rimessa laterale per l'Olimpia Rovereto, mentre viene fermata l'azione. Qualche problema sulla posizione del pallone, che viene fatto indietreggiare con Christel che tocca per Rafinha contro Epp, attenzione a Vivian, chiuso da Lucayan, poi Bazzanella ancora per Christel scarica per Rafinha dietro, Rafinha attaccato da Lucayan che gli tocca il pallone e sarà rimessa laterale per la compagine dell'Olimpia Rovereto. Ancora Rafinha, duello che si rinnova con Lucayan, Rafinha cerca l'imbucata, prova Bazzanella, sinistro di Bazzanella, primo tentativo del match verso la porta avversaria, 4-0-3, tentativo di Bazzanella, va alto, primi cambi anche per le squadre, è uscito Vivian, è entrato Tiago nelle file dell'Olimpia Rovereto, dalla parte opposta abbiamo visto l'ingresso di Baldo che ha sostituito Lucayan. Ecco proprio Baldo che cerca la triangolazione, non ci arriva però Frigerio, palla termina a fondo campo, mentre vediamo che anche Portinari è pronto a fare il suo ingresso per l'Olimpia Verona, con Tiago che appoggia la palla dietro a Christel, poi Bazzanella, ancora il passaggio per Christel, quindi Tiago cerca spazio, poi scambia ancora con Christel, pallone per Rafinha che va via, Rafinha col destro, la respinta di Massafra, palla poi recuperata da Frigerio, lancio lungo di Guandaline per Baldo e poi la palla recuperata da Frigerio che appoggia ancora il proprio centrale, quindi Epp che accede ancora la sfera a Guandaline, poi vediamo Frigerio, lo scambio ancora con Epp, viene chiamato ad indietreggiare Baldo per ricevere palla, lancio intercettato da Tiago che colpisce la trave del Palasport, si riprenderà con la rimessa laterale, intanto esce Frigerio, al suo posto entra Portinari che aveva segnato il gol all'andata dell'Olimpia Verona, partita finì 2-1 ricordiamo per l'Olimpia Rovereto. Il lancio ancora di Guandaline a cercare Baldo, non riesce però ad agganciare il pallone
il numero 22, rimessa già effettuata da Rafinha per Thiago, tratto in campo anche Mufakir, poi Rafinha, pallone ancora per Thiago, quindi Mufakir che scambia, è uscito Christel, pallone per Rafinha, per Bazzanella, chiedo scusa, Thiago, quindi Rafinha, ancora il passaggio per Bazzanella, di nuovo Bazzanella, non distante dal palo di Massafra. Cerca di andare via Baldo, subisce fallo, è il primo fallo della partita. Campo rientra Luca Jan e c'è anche col numero 8 Calabrese, altro arrivo nel Verona nel mercato di gennaio. Sul pallone c'è anche Epp. Fischia il direttore di gara, lascia lo spazio per Luca Jan che prova col destro, palla però alta, fuori Bazzanella, dentro Onzacca intanto nelle file dell'Olimpia, che ha mantenuto Veronesi, Porta e Rafinha come quintetto iniziale, poi ha fatto i 3 cambi. Che Gastaldello è pronto all'ingresso, ancora Thiago, Onzacca, poi Mufakir, palla larga per Thiago, in direzione di Rafinha, Rafinha controlla, poi scarica su Onzacca, le finte di Onzacca, Onzacca tocca indietro, Mufakir, Rafinha non trova poi lo spazio, palla recuperata da Portinari, chiuso da Thiago, viene avanti Onzacca col destro, la palla che esce deviata anche da Luca Jan perché è stato dato il calcio d'angolo. Corner battuto, Mufakir col sinistro, poco alto. Riparte Verona con Massafra, passaggio laterale, poi Guendouzi per Portinari, scambio ancora col numero 4, poi palla larga per Epp, ancora per l'ex Bologna, poi Luca Jan, parallela a trovare Calabrese, palla però recuperata dall'Olimpia, si ferma Onzacca però perché è da solo contro 4, poggio indietro a Mufakir, applaudito anche dal pubblico, dentro intanto Gastaldello per Rafinha, riceve Gastaldello, le finte di Gastaldello contro il pari numero, tocco di Thiago per Mufakir, poi Gastaldello, ancora Thiago che cerca l'imbucata, Mufakir non riesce a girarla. In 2 tempi alla meglio Massafra che poi lancia a lungo per Luca Jan, anticipa Thiago di testa e il pallone termina in fallo laterale a favore della formazione ospite che si riporta quindi in avanti con Epp incaricato della rimessa per la formazione giallo-blu. Movimento dei giocatori, attenzione a Luca Jan, ancora una volta però Thiago mette la testa ad anticipare possibile botta del giocatore con la maglia numero 10. Calabrese, attenzione, Epp, il destro deviato, calcio d'angolo, no, vediamo un po' cosa ha deciso l'arbitro, calcio d'angolo per la formazione veronese con Calabrese alla battuta. Attenzione, il tentativo di Epp, era stato lasciato un po' troppo solo su diagonale, però è terminato addirittura in fallo laterale. Rimessa di Mufakir per Thiago largo per Gastaldello contro Calabrese, ancora Gastaldello va via, poi piomba su di lui Epp, scaraventa il pallone in tribuna per la rimessa a favore dell'Olimpia Rovereto. 8 minuti e 5 secondi trascorsi. Mufakir, ancora lo scambio con Gastaldello, la finta di Gastaldello, poi passaggio per Thiago, Mufakir per Thiago, lo scambio, poi Onzacca di nuovo largo per Gastaldello,
in mezzo per Tiago, Castaldello che allarga ancora per Mufakir, cerca spazio l'Olimpia Rovereto, non ne dà per il momento l'Olimpia Verona. Attenzione Onzacca, attaccato, si prosegue, poi l'intervento del direttore di gara che addirittura ammonisce Onzacca. Secondo fallo per l'Olimpia e ammonizione per Onzacca. Nuova punizione per la formazione dell'Olimpia Verona. Entrato in campo Frigerio di nuovo con la maglia numero 7. Intanto c'è un po' di disputa per la posizione del pallone. Arriva l'arbitro a portarlo indietro mentre piazza la barriera Veronesi con Onzacca e Gastaldello. Anche in questa occasione sul pallone Lucayan e Epp, la rincorsa di Lucayan che fa la finta, poi parte Epp, largo, l'anticipo di Tiago che chiude in fallo laterale, palla che era destinata a Calabrese, ma ha letto bene lo schema della formazione veronese Tiago ed è riuscito ad anticipare il numero 8 avversario. Tocco ancora per Frigerio, pallone che va a prendersi un aperitivo al bar. La rimessa laterale invece, la rimessa al fondo invece per l'Olimpia Rovereto con Mufakir che ha ricevuto da Tiago. Si muove Onzacca sull'ultima linea, palla per Gastaldello, Gastaldello ancora contro Calabrese, le finte di Gastaldello, ancora Gastaldello, va via, tiro di Gastaldello deviato, palla per Tiago, rimpallo con Frigerio, rimessa per l'Olimpia Rovereto quando stiamo avvicinandoci al secondo quarto di gara. Punteggio ancora fermo sullo 0-0. Palla all'indietro per Mufakir, quindi Tiago, le finte di Tiago, poi il tentativo, palla toccata da Epp, ancora calcio d'angolo per l'Olimpia. Palla affidata a Gastaldello, attenzione al movimento, poi Tiago chiuso, rifugia verso Veronesi, Veronesi che ridà la palla ancora a Tiago avvisa i compagni di guardare bene, ancora Tiago, palla larga, sfugge a Mufakir, rimessa affidata ad Epp, tocco all'indietro per Guandaline che è rientrato in campo. Palla è stata recuperata dai giocatori dell'Olimpia con Gastaldello, largo per Mufakir, attenzione ad Onzacca che riceve, Onzacca torna indietro, riaffida la palla a Tiago, poi ancora Gastaldello, Gastaldello contro Frigerio, si accentra Gastaldello, pallone per Tiago, quindi Mufakir, ancora Tiago, attenzione, Mufakir stava andando verso sinistra, no, è riuscito a rientrare sul pallone in tempo, ancora Mufakir che scambia con Tiago, una finta di Tiago, Portinari però riesce ad intervenire anche se finisce per mandare il pallone in fallo laterale. 9:39 da giocare in questo primo tempo, poche emozioni finora e reti ancora inviolate. Onzacca, palla per Tiago ancora per Mufakir, scambio con Gastaldello, non può intervenire Veronesi, anzi sì, infatti rilancia in avanti, erano indecisi se andare o meno. Palla intanto però è finita in fallo laterale. Mufakir ancora per Rafinha che è entrato in campo, va via Rafinha attaccato da Portinari, il duello vinto da Rafinha, poi chiude Frigerio in fallo laterale dopo il buon disturbo portato dal numero 6 veronese
su Rafinha, passaggio all'indietro per Mufakir, quindi palla per Thiago, pronto a rientrare anche Bazzanella, è stato il più pericoloso dei suoi con 2 conclusioni. Onzaka, poi Epp recupera palla, scambia con Guandaline, ancora il passaggio all'indietro per il numero 4 largo Portinari chiuso da Rafinha, fallo laterale per l'Olimpia Verona. Rimessa dello stesso numero 6 indirizzata su Epp, poi lo scambio con Guandaline, ancora con Frigerio e poi con Epp, la finta di Epp, palla larga per Portinari, di nuovo Epp, cerca spazio, poi allarga per il giocatore Portinari, chiuso da Rafinha che riceve anche un colpo, palla è uscita. Inizia un po' di nervosismo in campo mentre Bazzanella entra al posto di Onzaka. Si ripartirà con la rimessa credo per l'Olimpia Verona, però Lucayan probabilmente, infatti è così, la restituisce alla formazione dell'Olimpia Rovereto, che aveva buttato fuori la palla proprio per permettere di controllare quello che era successo a Rafinha. Pallone uscito intanto, non agganciato da Mufakir, la palla è uscita in fallo laterale, rimessa per Epp con 7 minuti e 58 ancora da giocare. Lo scambio, lancio in profondità che termina direttamente in fallo laterale con Mufakir che cede la palla a Thiago, poi Rafinha attaccato da Epp dietro per Thiago, poi Mufakir, ancora Rafinha, pallone in profondità per Bazzanella, l'uscita di Massafra che riesce ad arrivare prima del numero 14 rossoblu, poi non si capiscono Lucayan e Frigerio con la palla che termina in fallo laterale. Ancora Olimpia che prova a venire in avanti, Olimpia Rovereto ovviamente viene in avanti con Rafinha che ha ricevuto da Thiago, Rafinha che salta Lucayan, Bazzanella anticipato, attenzione al contropiede, Lucayan praticamente al primo tiro in porta, passa in vantaggio l'Olimpia Verona, 12:48, palla mal gestita in attacco dalla formazione dell'Olimpia Rovereto, ne ha approfittato Lucayan. E Olimpia Verona che si porta in vantaggio con la rete del proprio capitano, ora sostituito da Baldo. Prova a ancora un errore nei passaggi, un momento di scoramento della formazione dell'Olimpia Rovereto che è al quinto impegno in 2 settimane, evidentemente qualche po' di stanchezza. Tanto Baldo non arriva sul pallone, disturbato da Christen. Rimessa per la formazione dell'Olimpia Rovereto, Mufakir affida a Christel ancora per il numero 7, scambio fra i due, poi Rafinha a sinistra, Rafinha attaccato da Frigerio, cerca di accentrarsi Rafinha, poi il dribbling, palla recuperata da Christel che però non trova il passaggio per qualche compagno, la palla esce in fallo laterale, un po' di confusione nelle file della formazione di casa in questo momento, evidentemente dopo il gol subito. Attenzione al passaggio ancora in avanti per Baldo, il colpo di tacco, recupera Christel, viene avanti Christel, c'è Mufakir a sinistra, cercava Bazzanella a destra, poi ancora duello Baldo-Christel. C'è qualche problema forse col parquet bagnato, infatti l'arbitro ha interrotto per far asciugare il parquet.
si riprenderà con la rimessa laterale a favore dell'Olimpia. Pronto al fischio, si riparte. Cristel per Rafinha, si smarca Bazzanella, mezzo Mufakir non riesce a agganciare, attenzione ancora al contropiede del Verona, palla recuperata da Veronesi che trova Cristel, attenzione Mufakir a destra, Mufakir contro Lucayan, palla larga per Rafinha, scarico per Bazzanella che cerca come sabato scorso l'incrocio, non ci va tanto distante. Time out richiesto da Castagna quando sono trascorsi 14 minuti e 4 secondi. Olimpia Verona in vantaggio 1-0 con la rete di Lucayan. Anche un veloce aggiornamento con i risultati dagli altri campi. Già 3 partite si sono giocate fra pomeriggio e inizio di serata. Mantova ha battuto 3-1 Cagliari, 3-1 pareggio con lo stesso punteggio 2-2 fra LD CDM Futsal e Lecco Saints Milano, e al momento Pordenone avanti 2-0 sul campo del Modena Cavezzo. In casa stanno vincendo Mestre Fenice e Maccamprata rispettivamente su Altamarca e Cesena. Rientriamo in campo con 5 minuti e 56 da giocare in questo primo tempo. Si riparte con la rimessa di Massafra, lo scambio. Entrato intanto Vivian con Frigerio in possesso di palla scaramentata in avanti per Guandalini. Attenzione Veronesi in 2 tempi, arriva Baldo però commette il fallo ed è il primo fallo per la formazione dell'Olimpia Verona. Palla larga di Tiago per Rafinha verso Bazzanella, palla deviata. Poi Vivian, dietro ancora per Tiago, di nuovo Vivian che prova ad accentrarsi, arriva addirittura scaraventando la palla in fallo laterale il giocatore della formazione dell'Olimpia Verona, sembra Calabrese. La rimessa è per la formazione dell'Olimpia Rovereto, affidata a Bazzanella, dietro per Tiago, palla larga per Rafinha attaccato, Bazzanella il tacco per Tiago, il destro che esce. Ancora una volta alla destra di Massafra. Palla recuperata dall'Olimpia Rovereto con Rafinha che serve Tiago in parallela per Vivian tra 2, chiuso. Palla rilanciata in avanti con Baldo, poi ancora scambio tra i giallo-blu, palla che arriva a Guandaline, attacco di Tiago, non ci arriva Bazzanella, Guandaline chiuso poi da Bazzanella in fallo laterale. Rimessa per la formazione veronese, affidata al numero 4, appoggio largo per Calabrese. Calabrese cerca l'imbucata su Baldo voleva passare verso Frigerio, palla però uscita in fallo laterale e sarà rimessa per l'Olimpia Rovereto. Il tocco per Vivian, poi Tiago, ancora Vivian, poi di nuovo Rafinha che scambia col numero 67, Rafinha ancora Vivian dietro per Rafinha, largo per Tiago, palla che termina in fallo laterale, rimessa per l'Olimpia Verona. 4:27 ancora da giocare in questo primo tempo. Campo dell'Olimpia Rovereto, lasciato un po' solo Frigerio, lo chiude Rafinha, palla che arriva a Veronesi, passaggio indirizzato a Tiago, poi Rafinha chiuso da Calabrese ma sguscia via Rafinha, sappiamo bene dove è passato, guadagnato un calcio d'angolo e lo stesso numero 10 andrà ad effettuare
chiama lo schema, si scambia Bazzanella con Tiago, lo scambio anche con Rafinha, poi intercetta Calabrese, Frigerio, lancio lungo di Epp, attenzione, Calabrese non ci arriva, ha rischiato l'Olimpia Rovereto anche in questa occasione. Tanto Veronesi ha già affidato la palla a Tiago, Tiago dietro per Rafinha, cercato e trovato Bazzanella, si gira Bazzanella, rasoterra che si insacca sotto le gambe di Massafra. 16:09, pareggio firmato da Mirko Bazzanella. Il risultato. È rientrato in campo intanto Lucayan nelle file dell'Olimpia Verona, così come Epp. 3:51 da giocare, si riparte. Lucayan per Epp affrontato da Vivian, ancora Epp dietro per Guandaline, poi vediamo l'ingresso anche di Gastaldello, passaggio di Lucayan che però non trova Frigerio. Tanti errori dei passaggi oggi da una parte e dall'altra, mentre Gastaldello apre per Tiago, Tiago ancora largo per Gastaldello contro Frigerio, pallone per Vivian, poi Tiago per Bazzanella, la finta di Bazzanella che poi dietro ancora per Tiago, largo per Gastaldello controllato da Frigerio, bel pallone per Bazzanella col no look, tocca Epp, palla era indirizzata verso Vivian, fallo laterale per l'Olimpia Rovereto, lo stesso Vivian dietro per Gastaldello la finta, tocco, sì, c'è deviazione, mi sembra che l'arbitro abbia dato il corner, infatti Tiago va a effettuare la battuta. 3 minuti esatti da giocare, 1-1 il punteggio, tocco lì dietro per Vivian, attenzione a Vivian che viene murato, poi va a recuperare il pallone, Vivian! La rete, la prima rete in A2 Elite per il giovane arrivato quest'anno all'Olimpia dal Trento, aveva perso il pallone, poi l'ha recuperato e ha scaricato un destro imparabile per Massafra. 2-1. Si riparte, l'Olimpia quindi ribalta il risultato in pochi minuti, però la partita non è facile. Verona che riparte con Portinari, quindi Epp affida la palla a Guendalini, ancora lo scambio col compagno numero 2. Poi largo ancora a Portinari che lancia in profondità, troppo però per l'ex Bologna, e la palla termina in fallo laterale. 2:28 da giocare, rimessa di Tiago, servito Gastaldello, quindi Vivian, passaggio all'indietro per Tiago, ancora Gastaldello, Bazzanella, Tiago ancora, attenzione al movimento di Bazzanella, mentre Gastaldello attaccato da Lucayan, palla per Vivian che cerca Bazzanella, pallone che sorvola la testa del numero 14, termina a fondo campo, rimessa di Massafra, lascia la sfera a Guandaline, poi vediamo Epp, controlla Epp, cerca spazio, attira i avversari, poi lancio di Guandaline per Lucayan, lo controlla Tiago, cerca di farsi spazio col corpo Lucayan, poi ancora Epp, largo per Guandaline, attenzione ancora il passaggio per Lucayan, bello il tacco per Epp, arriva in ritardo Bazzanella ed è terzo fallo per l'Olimpia. Fuori Guandaline, entra Calabrese nelle file giallo-blu, si ripartirà col calcio di punizione a favore del team veronese, mentre viene chiamato in panchina tra gli applausi
dei compagni Vivian, entrato al suo posto Rafinha. Il pallone come sempre Lucayan, attenzione, evidentemente lo schema non è riuscito, la palla è andata direttamente a fondo campo. Valentino come Cristiano. Si riparte quindi, è rientrato Vivian, palla per Gastaldello, scambio, riceve Vivian, tocco per Gastaldello, Gastaldello vede la strada chiusa da una parte, allora serve Thiago, ancora Gastaldello per Bazzanella, di nuovo col numero 8 in possesso di palla, mentre è pronto a rientrare anche Mufakir. Tocco indietro ancora per Gastaldello, 1 minuto e 5, forse Mufakir ha visto che mancava poco, quindi Gastaldello in possesso di palla con Portinari a controllarlo, palla per Bazzanella, poi largo per Vivian. Vivian che cerca di saltare Epp, il numero 2 mette la palla in fallo laterale, 51 secondi da giocare, Olimpia Rovereto 2, Olimpia Verona 1. Al vantaggio di Lucayan hanno risposto Bazzanella e Vivian per la formazione di casa. Pallone ancora per Bazzanella, Bazzanella ancora Thiago, poi di nuovo Bazzanella attaccato da Lucayan, c'è Gastaldello. Gastaldello la finta, controfinta, poi Vivian dietro ancora per Gastaldello. Gastaldello lancia, intercettato, attenzione a Epp, bravo Bazzanella a rinvenire, un po' di confusione. Poi il fischio del direttore di gara che ha visto il fallo di Gastaldello, quarto fallo per l'Olimpia. Fuori Vivian, dentro, tanto è stato ammonito anche Frisenna. Secondo ammonito nelle file dell'Olimpia Rovereto. Asciuga il parquet Epp. Sul pallone c'è Frigerio che poi abbandona la posizione, Lucayan si avvicina al palo, quindi torna indietro anche Gastaldello. Attenzione al movimento, Epp largo per Lucayan, Gastaldello però è lì e manda il pallone in calcio d'angolo. 18 secondi, la battuta Epp, attenzione, diagonale di Calabrese, ancora Gastaldello a deviare in calcio d'angolo, si sta caricando Gastaldello con le respinte. Battuta ancora la formazione di Castagna, attenzione allo spiovente, Rafinha, ovazione del pubblico per l'anticipo sul Lucayan, però i secondi da giocare sono ancora 14. La battuta Calabrese, attenzione, la finta su Frigerio, palla in mezzo per Lucayan, dietro chiuso da Gastaldello che va via, c'è della palla Rafinha, Rafinha non riesce a saltare l'ultimo avversario, attenzione alla ripartenza, Bazzanella che chiude proprio al suono della sirena. Termina primo tempo più nervoso che bello, Olimpia Rovereto sotto dopo 12:48 col gol firmato in contropiede da Lucayan, poi nel giro di un minuto 16:09, 17:8 le reti di Bazzanella e di Vivian che hanno ribaltato per il momento il risultato. Ci sentiamo più tardi per il secondo tempo fra Olimpia Rovereto ed Olimpia Verona. Rafinha che salta Lucayan, Bazzanella anticipato, attenzione al contropiede, Lucayan! Mufakir contro Lucayan, palla larga per Rafinha, scarico per Bazzanella che cerca, palla larga per Rafinha,
Rafinha attaccato, Bazzanella il tacco per Thiago, il destro che esce dietro per Rafinha, cercato e trovato Bazzanella, si gira Bazzanella per Vivian, attenzione a Vivian che viene murato, poi va a recuperare il pallone, Vivian! Rafinha che salta Lukajan, Bazzanella anticipato, attenzione al contropiede, Lukajan! Mufakir contro Lukajan, palla larga per Rafinha, scarico per Bazzanella che cerca, palla larga per Rafinha, Rafinha attaccato, Bazzanella il tacco per Thiago, il destro che esce dietro per Rafinha, cercato e trovato Bazzanella, si gira Bazzanella per Vivian, attenzione a Vivian che viene murato, poi va a recuperare il pallone, Vivian! Rafinha che salta Lukajan, Bazzanella anticipato, attenzione al contropiede, Lukajan! Mufakir contro Lukajan, palla larga per Rafinha, scarico per Bazzanella che cerca, palla larga per Rafinha, Rafinha attaccato, Bazzanella il tacco per Thiago, il destro che esce dietro per Rafinha, cercato e trovato Bazzanella, si gira Bazzanella per Vivian, attenzione a Vivian che viene murato, poi va a recuperare il pallone, Vivian! Rafinha che salta Lukajan, Bazzanella anticipato, attenzione al contropiede, Lukajan! Mufakir contro Lukajan, palla larga per Rafinha, scarico per Bazzanella che cerca, palla larga per Rafinha, Rafinha attaccato, Bazzanella il tacco per Thiago, il destro che esce dietro per Rafinha, cercato e trovato Bazzanella, si gira Bazzanella per Vivian, attenzione a Vivian che viene murato, poi va a recuperare il pallone, Vivian! Rafinha che salta Lukajan, Bazzanella anticipato, attenzione al contropiede, Lukajan! Mufakir contro Lukajan, palla larga per Rafinha, scarico per Bazzanella che cerca, palla larga per Rafinha, Rafinha attaccato, Bazzanella il tacco per Thiago, il destro che esce dietro per Rafinha, cercato e trovato Bazzanella, si gira Bazzanella per Vivian, attenzione a Vivian che viene murato, poi va a recuperare Bazzanella che cerca, palla larga per Rafinha, Rafinha attaccato, Bazzanella il tacco per Thiago, il destro che esce dietro per Rafinha, cercato e trovato Bazzanella, si gira Bazzanella per Vivian, attenzione a Vivian che viene murato, poi va a recuperare il pallone, Vivian! Rafinha che salta Lukajan, Bazzanella anticipato, attenzione al contropiede, Lukajan! Mufakir contro Lukajan, palla larga per Rafinha, scarico per Bazzanella che cerca, palla larga per Rafinha, Rafinha attaccato, Bazzanella il tacco per Thiago, il destro che esce dietro per Rafinha, cercato e trovato Bazzanella, si gira Bazzanella per Vivian, attenzione a Vivian che viene murato, poi va a recuperare il pallone, Vivian! Rafinha che salta Lukajan, Bazzanella anticipato, attenzione al contropiede, Lukajan! Mufakir contro Lukajan, palla larga per Rafinha, scarico per Bazzanella che cerca,
palla larga per Rafinha, Rafinha attaccato, Bazzanella il tacco per Thiago, il destro che esce dietro per Rafinha, cercato e trovato Bazzanella, si gira Bazzanella per Vivian, attenzione a Vivian che viene murato, poi va a recuperare il pallone, Vivian! Rafinha che salta Lukajan, Bazzanella anticipato, attenzione al contropiede, Lukajan! Mufakir contro Lukajan, palla larga per Rafinha, scarico per Bazzanella che cerca, palla larga per Rafinha, Rafinha attaccato, Bazzanella il tacco per Thiago, il destro che esce dietro per Rafinha, cercato e trovato Bazzanella, si gira Bazzanella per Vivian, attenzione a Vivian che viene murato, poi va a recuperare il pallone, Vivian! Rafinha che salta Lukajan, Bazzanella anticipato, attenzione al contropiede, Lukajan! Mufakir contro Lukajan, palla larga per Rafinha, scarico per Bazzanella che cerca, palla larga per Rafinha, Rafinha attaccato, Bazzanella il tacco per Thiago, il destro che esce dietro per Rafinha, cercato e trovato Bazzanella, si gira Bazzanella per Vivian, attenzione a Vivian che viene murato, poi va a recuperare il pallone, Vivian! Rafinha che salta Lukajan, Bazzanella anticipato, attenzione al contropiede, Lukajan! Mufakir contro Lukajan, palla larga per Rafinha, scarico per Bazzanella che cerca, palla larga per Rafinha, Rafinha attaccato, Bazzanella il tacco per Thiago, il destro che esce dietro per Rafinha, cercato e trovato Bazzanella, si gira Bazzanella per Vivian, attenzione a Vivian che viene murato, poi va a recuperare il pallone, Vivian! Rafinha che salta Lukajan, Bazzanella anticipato, attenzione al contropiede, Lukajan! Mufakir contro Lukajan, palla larga per Rafinha, scarico per Bazzanella che cerca, palla larga per Rafinha, Rafinha attaccato, Bazzanella il tacco per Thiago, il destro che esce dietro per Rafinha, cercato e trovato Bazzanella, si gira Bazzanella per Vivian, attenzione a Vivian che viene murato, poi va a recuperare il pallone, Vivian! Rafinha che salta Lukajan, Bazzanella anticipato, attenzione al contropiede, Lukajan! Mufakir contro Lukajan, palla larga per Rafinha, scarico per Bazzanella che cerca, palla larga per Rafinha, Rafinha attaccato, Bazzanella il tacco per Thiago, il destro che esce dietro per Rafinha, cercato e trovato Bazzanella, si gira Bazzanella per Vivian, attenzione a Vivian che viene murato, poi va a recuperare il pallone, Vivian! Si torna in campo al Palamarchetti di Rovereto per il secondo tempo fra Olimpia Rovereto e Olimpia Verona, 2-1 il risultato a favore della squadra di casa al termine dei primi 20 effettivi di gioco, ce ne saranno altri 20. Non è stato un primo tempo sicuramente divertente, un po' nervoso anche nel finale, tanto si riparte con l'Olimpia Verona, qualche problema per Frigerio che poi dà la palla all'indietro al proprio portiere, rilancio lungo
guadagnato da Veronese, palla per Veronesi che ha dato la palla a Rafinha, quindi Christel, Mufakir per Rafinha che torna indietro poi con una finta, sempre attaccato da Epp, passaggio per Christel, largo per Bazzanella, palla in mezzo per Rafinha che cerca Bazzanella, la palla però non esce bene dal piede, voleva probabilmente allargarla, invece è andata via proprio dritta. Ha recuperato la difesa giallo-blu che si riporta in avanti con Epp, scambio con Guandaline che poi serve la sfera verso Frigerio, ancora Guandaline che scambia con Luca Jan, buona la parallela a trovare Epp che poi torna indietro dal proprio capitano, appoggio laterale ancora per Guandaline, l'attacco su Frigerio di Mufakir e Christel ha successo e poi palla all'indietro per Bazzanella che dà ancora la palla a Christel, chiedo scusa, viene avanti Mufakir, lo scambio con Christel, poi Rafinha cede ancora la palla a Christel, Olimpia che staziona nella propria metà campo, poi il passaggio indirizzato su Mufakir attaccato da due avversari, l'ultimo tocco per l'arbitro è stato di Epp, rimessa affidata a Mufakir, l'appoggio dietro a Rafinha, poi ancora Christel che scambia con il proprio numero 10, poi largo per Bazzanella, il tocco ancora per Christel, fa possesso palla in questo momento l'Olimpia, Rafinha ancora per Mufakir, poi Christel, ancora Rafinha, Mufakir, di nuovo Rafinha, poi Christel prova a alzare la pressione Verona, lancio di Rafinha non è intercettato da Bazzanella, palla è uscita a fondo campo, Bazzanella che ha segnato il gol del pareggio, gol dell'ex questo per lui. Si riparte intanto con lo scambio fra Epp e Guandaline, poi Frigerio ancora per Epp, di nuovo per l'ex Bologna che invita ad avanzare, Christel anticipa Luca Jan, può partire il contropiede, ci prova Mufakir, sinistro però che non inquadra la porta e termina sul fondo senza creare problemi a Massafra. 2 minuti e 33 se ne sono andati in questa ripresa con il punteggio che rimane quello della prima frazione di gioco, ora sì Olimpia Rovereto 2, Olimpia Verona 1. Ancora lo scambio, Epp chiama lo schema, poi Guandaline attaccato da Mufakir, di nuovo Epp, poi Luca Jan, arriva in pressione Christel, la palla va verso Bazzanella, numero di Bazzanella, l'uscita a valanga di Massafra, primo tentativo ancora Olimpia in possesso di palla, Olimpia Rovereto ovviamente, palla in mezzo per Mufakir, poi Bazzanella dietro per Christel che però non ci arriva, la palla arriva a Veronesi, Rafinha ancora Christel, alza la pressione Verona, Christel la mette in terra di nessuno, va a recuperarla Luca Jan, quindi Epp, ancora Luca Jan, lo scambio ancora col proprio compagno con la maglia numero 2, poi lo scambio con Frigerio, Guandaline, poi Luca Jan per Epp, controllato da Mufakir, di nuovo Frigerio, in mezzo Epp, scambia col numero 7, poi ancora Epp, attaccato da Mufakir, tocco all'indietro per Massafra, rilancio in avanti di Massafra, direttamente al collega Veronesi, poi Christel, spazio per Christel, poi Mufakir, attenzione perché ha intercettato Guandaline col destro, prova però a chiudere Rafinha, la rimessa è per l'Olimpia Rovereto, chiedo scusa, per l'Olimpia Verona ovviamente che sta attaccando. 4 e 12 trascorsi, attenzione alla botta di Frigerio che minaccia uno spettatore che stava passando proprio in quel momento.
La rimessa di Veronesi per Thiago, rientrata in campo al posto di Christel. Poi Rafinha, Mufakir, ancora Thiago, ancora per Rafinha, largo per Bazzanella, di nuovo Rafinha, poi di nuovo Mufakir, ancora all'indietro. Scambio brasiliano fra Thiago e Rafinha. Poi di nuovo Mufakir per Thiago, quindi Bazzanella non alza ancora la pressione Verona, fa girare palla all'Olimpia, fa girare anche il cronometro. Thiago per Bazzanella, ancora Thiago, attenzione perché ha alzato la pressione, formazione Olimpia Verona, Rafinha, Mufakir, c'è Thiago libero a destra, Mufakir aspetta un po' troppo, un po' di confusione, esce fuori. Palla al piede Mufakir, poi Bazzanella chiuso, Lucayan, attenzione al contropiede veronese con Epp, bravo Rafinha ad intercettare, ancora Rafinha, palla a fil di palo, contropiede della formazione dell'Olimpia. Fuori Lucayan, dentro Portinari, si riparte con la rimessa di Massafra, è rientrato anche Calabrese al posto di Frigerio perché sono rimasti in campo Epp che dà la palla a Portinari e Guandeline che ha avanzato anche il raggio d'azione. Attenzione al bel parallelo di Calabrese, la botta di Portinari, il primo palo, Veronesi vigila e manda in calcio d'angolo dopo 5 minuti e 46. Calcio d'angolo affidato a Guandeline, palla che becca in pieno Mufakir, sarà secondo corner per la formazione veronese. Ancora il numero 4 la battuta, pallone a spiovere, intercetta Rafinha, poi però Epp riesce a ricederla al proprio portiere, Massafra, anzi Calabrese, chiedo scusa. Palla recuperata ancora dall'Olimpia, Rafinha numero, palla in mezzo, Mufakir, chiusa, Rafinha, gol! Salza anche la samba per festeggiare il gol di Rafinha. 3-1 per l'Olimpia, si riparte con Epp alla battuta dietro per Guandeline, largo per Portinari che aveva chiuso su Mufakir che era stato servito da Bazzanella, però la palla è ritornata proprio, chiedo scusa a Rafinha, palla è tornata al numero 10 che ha insaccato in porta. Intanto è rientrato Castaldello proprio al posto di Rafinha, mentre viene avanti l'Olimpia Verona. Buono scambio Calabrese Epp, duello fra Epp e Castaldello e c'è il primo fallo del secondo tempo per l'Olimpia Verona. Si riparte Mufakir, attaccato Thiago dietro per Veronesi che però svirgola il pallone, attenzione, bravo Mufakir che rinviene su Calabrese, attenzione perché c'è il portiere di movimento per la formazione del Verona con Lucayan in maglia bianca e quindi cambi anche nelle file dell'Olimpia Rovereto, pertanto è stato battuta già il pallone. Epp, Lucayan, palla larga di nuovo per Lucayan, c'è in campo anche Frigerio, cerca spazio Epp, palla per Calabrese, palla ancora all'indietro per Lucayan, di nuovo il tocco all'indietro per Lucayan, largo, attenzione a Epp, poi Guandeline, palla in mezzo di Frigerio, ribatte Thiago, la palla rimane però ancora in possesso degli scaligeri. Lucayan senza fretta, palla larga per Calabrese che prova il sinistro, chiude Rafinha, il fallo laterale
rimessa dello stesso giocatore, poi ancora lo scambio Frigerio, tocco per Epp, di nuovo Lucajan che invita Epp ad alzarsi un po' di più, palla per Calabrese, dietro ancora per Lucajan, poi Frigerio, si accentra Frigerio, palla per Lucajan, poi Guandeline, ancora lo scambio dell'Olimpia Verona a cercare spazi, trovato, attenzione a palla in mezzo ma non c'è nessuno, anzi c'è stato un tocco, dice l'arbitro, di un giocatore dell'Olimpia, Rovereto, non abbiamo visto nell'occasione. Riparte la formazione in giallo-blu con Lucajan largo, attenzione, passaggio di Epp, poi Lucajan, Frigerio col destro, l'incrocio dei pali, palla che arriva a Epp, palla indietro ancora Frigerio, questa volta però alza la mira e c'è stata ancora la deviazione, quindi calcio d'angolo. Passaggio all'indietro, di nuovo Lucajan, attenzione, passaggio di Epp al centro, Veronesi, poi la palla che sfugge, Tiago rilancia e manda in fallo laterale, è rimasto a terra Epp ma si rialza, serve asciugare il parquet perché c'è stata la scivolata di Epp che ha visto il salvataggio di Veronesi. Asciugato il parquet, Olimpia Rovereto che ora si ristabilisce ancora a difesa della propria porta, visto che il pallone è ancora in possesso della formazione dell'Olimpia Verona col quinto di movimento. Lucajan e Guandalina a scambiare, poi palla larga per Frigerio, lo scambio con Epp, attenzione il movimento di Calabrese, poi ancora Lucajan, chiede consigli anche al mister, poi attenzione alla palla all'indietro, di nuovo Guandeline e Lucajan, poi Epp, ancora Guandeline per Calabrese, chiuso da Cristel, Guandeline, Lucajan cerca spazio, ancora per Guandeline, pallone ancora per il numero 4, poi Lucajan prova ad aumentare, attenzione i giri, il tiro di sinistro deviato da Veronesi, poi allontana Tiago ma la palla rimane in possesso dell'Olimpia Verona. Lucajan aspetta il piazzamento dei compagni e poi cede la palla a Calabrese, palla all'indietro ancora per Lucajan, di nuovo lo scambio, palla larga, attenzione Epp, c'è Frigerio a destra, poi ancora il tocco per Lucajan avanza, palla per Frigerio, non ci arriva il giocatore dell'Olimpia Verona che manda la palla in fallo laterale, ritorna la palla in possesso dell'Olimpia, si trattava di Epp. Attenzione intanto allo scambio, intercettato ancora da Epp, poi duello con Castaldello, tocco all'indietro per Frigerio, pallone quindi da Calabrese ancora largo per Epp che poi invita l'azione Massafra attaccato, tanto pallone è stato calciato in fallo di fondo, rientra un Zacca al posto di Castaldello, Tiago per Cristel, mentre duello tra Epp e Rafinha qua sotto di noi, Tiago attaccato da Frigerio, palla terminata in fallo laterale, ancora la rimessa di Guandeline per Calabrese che controlla il pallone, poi lo cede a Lucajan, 9:13 da giocare, entrati già nell'ultimo quarto, attenzione Epp, largo, Frigerio che ci prova ancora, palla però esce, vediamo, si riparte con la rimessa di Veronesi,
tocco per Cristel, attacca subito la pressione l'Olimpia Verona, intanto Rafinha chiuso, palla in mezzo, il gol firmato da Guandeline, palla recuperata da Epp, anzi no, non da Epp, da Calabrese, chiedo scusa. Un po' troppo solo Guandeline, non ha avuto difficoltà a infilare il 3-2. Prova Rafinha, palla per Onzaka, finisce giù, fallo di Guandeline, il secondo per la formazione dell'Olimpia Verona, che ora manda in campo Portinari al posto di Frigerio. Punteggio di 3-2, partita apertissima dopo il gol firmato dal numero 4 giallo-blu. Pallone Thiago, tocco per Rafinha, Rafinha controllato da Portinari, indietro per Cristel, poi Thiago, palla ancora per Rafinha, di nuovo Cristel, poi Thiago alza la pressione, intercetta Portinari, Guandeline dietro, nuovo portiere di movimento, fuori Portinari, dentro Lucayan e Frigerio, e Olimpia Verona che si rituffa nell'area avversaria con l'impostazione di Epp, che osserva il piazzamento dei compagni, il tocco per Frigerio, poi dietro per Lucayan, ancora il duetto poi con Epp e Frigerio, attenzione ai movimenti di Guandeline vicino alla porta, intanto scambiano la palla continuamente Epp e Lucayan, palla larga ora per Calabrese in mezzo, tocco indietro di Frigerio, Lucayan di nuovo a sinistra per Epp, sempre Lucayan e Epp, poi Guandeline che è arrivato ora sulla sinistra mentre si avvicina a Frigerio alla porta, attenzione ancora Lucayan, cercato e trovato Guandeline, tocco ancora per Lucayan, palla per Frigerio, attaccato da Onzaka, poi duello rusticano, arriva Rafinha che però non riesce a calcolare bene la conclusione, la palla che esce sul fondo, la rimessa per la formazione giallo-blu affidata a Massafra, entrato in campo di nuovo Portinari, lancio lungo, attenzione a Portinari, esce Veronesi, un po' troppa fretta Veronesi nel rinviare la palla a termine laterale, di nuovo quinto di movimento per Verona con la rimessa affidata a Lucayan che poi lascia l'incarico a Frigerio. 7 minuti e 8 secondi da giocare, Olimpia Rovereto 3, Olimpia Verona 2. La rimessa è già effettuata da Calabrese che ha dato a Guandeline, si è spostato avanti Lucayan ora nello schema del quinto di movimento e Guandeline fa il direttore d'orchestra con Epp, lo scambio infatti fra i due, ora si muove Guandeline, attenzione, passaggio ancora largo, scambio con Frigerio, Epp che imposta su Guandeline, poi ancora passaggio per Frigerio, c'è in campo anche Mufakir, di nuovo attenzione la sfera sulla destra, la chiusura di Onzaka, rimpallo che ritorna sui piedi di Calabrese, poi Lucayan esce, attenzione passaggio in mezzo, Frigerio, e c'è il fischio dell'arbitro contro Frigerio che è già ammonito, quindi secondo giallo per Frigerio. Credo, anzi no, non è così, evidentemente abbiamo segnato prima, ho sbagliato, no, è il primo per Frigerio, errore mio nella lettura, chiedo scusa, quindi ammonito Frigerio, è il primo ammonito tra l'altro delle file dell'Olimpia Verona
a 13 minuti e 40. Evidentemente in orario serale la mente gioca brutti scherzi. Diamo un'occhiata veloce ai risultati degli altri campi, con la vittoria anche del Pordenone definitiva 4-1 sul Modena Cavezzo, Mestre Fenice avanti 5-0 sull'Altamarca e Maccamprata in vantaggio 3-2 sul Cesena. Queste le partite che si stanno ancora giocando. Nel pomeriggio la vittoria di Mantova 3-1 su Leonardo Cagliari, pareggi 2-2 nelle sfide tra LD e CDM Futsal e fra Lecco e Sainz Milano, finita per entrambe 2-2. Si riparte col calcio di punizione in diretto per la compagine dell'Olimpia Rovereto. La battuta di Mufakir lunga a cercare Onzaka, poi pallone indietro per Portinari, attenzione Epp per Massafra, prova ad alzare la pressione l'Olimpia Rovereto, palla recuperata da Tiago per Onzaka, si butta Rafinha nello spazio, riceve, attaccato da Portinari, Rafinha guadagna la rimessa laterale, passaggio per Mufakir, largo per Tiago contro Epp, lo chiude in fallo laterale, rimessa per l'Olimpia Rovereto. 5:49 da giocare, 3-2 il punteggio. Passaggio ancora per Mufakir, poi Rafinha, Tiago attaccato, c'è il fischio dell'arbitro che va a ammonire Epp. Terzo fallo per l'Olimpia Verona. Bisogna asciugare il parquet, finalmente viene chiamato Marcello, buon amico. Provvederà all'asciugatura del parquet, dove prima sia i giocatori dell'Olimpia che quelli del Rovereto che quelli del Verona avevano richiamato l'arbitro. Si ripartirà ora col calcio di punizione a favore della squadra di casa con 5 minuti e 38 da giocare. Rafinha per Mufakir, ancora Rafinha, chiuso da Epp, tocco largo, Tiago, Mufakir cerca di andarsene, pallone che rimane lì, attenzione a Portinari, lo chiude Tiago, per Tiago c'è il giallo, primo fallo della ripresa per l'Olimpia, terzo giallo per la formazione di casa. Calcio di punizione per il team veronese affidato a Calabrese. Di nuovo quinto di movimento con Luca Jan, si riparte con Luca Jan che riceve e scambia con Calabrese, ancora Luca Jan, palla larga, Frigerio, attenzione che si accentra, poi tocco per Luca Jan, Calabrese, Luca Jan e Frigerio. Va a fare il blocco su Rafinha Epp, di nuovo palla per Frigerio, attenzione Guendeline che però non trova la porta, la rimessa di Veronesi lunga a cercare Rafinha, controllo di Rafinha, c'è Onzaka, poi il numero di Rafinha, Onzaka!
Si riporta più 2 l'Olimpia Rovereto col 9° gol stagionale di Onzacca. 4-2, 4-51 da giocare. E Olimpia Verona che ovviamente è ancora in campo col quinto di movimento. È rientrato intanto Christel al posto di Mufakir. Di nuovo il quinto di movimento per l'Olimpia Verona che si porta avanti con Epp largo per Guandeline, poi passaggio in mezzo, intercetta Rafinha. Tiago non è fortunato perché intercetta proprio il corpo di Guandeline, stava diventando quasi un passaggio importante per la formazione veronese. Rimessa effettuata dai giallo-blu di Castagna. Il tocco di Guandeline per Lucayan, scambio fra i due. Attenzione alla palla, libero sulla sinistra e la palla in rete. Si sono dimenticati Calabrese sulla fascia sinistra. Anzi Epp, chiedo scusa, è stato Epp che si è infilato dalla parte sinistra, perso dai difensori dell'Olimpia Rovereto, e Verona che torna sotto a 15-44. 4-3. Tanto il rilancio di Rafinha, però direttamente in fallo laterale. Quindi torna col quinto di movimento l'Olimpia Verona. 4-0-8 da giocare. Attenzione a Epp che scambia con Lucayan, poi Guandeline, palla ancora larga, intervento di Christel giudicato falloso e c'è il giallo per Christel, quarto giallo e terzo fallo, anzi secondo fallo per l'Olimpia Rovereto. Si riparte col calcio di punizione affidato a Calabrese. Vediamo pronto la battuta al numero 8, passaggio per Guandeline, scambio ancora con Lucayan. Attenzione soprattutto agli inserimenti laterali per l'Olimpia Verona, pallone ancora per Epp, poi Lucayan, ancora Epp, Guandeline, di nuovo per l'autore del terzo gol giallo-blu, tocco ancora per Guandeline, passaggio scambiato con Calabrese, avanza la formazione veronese, ci prova Epp, spinge Rafinha, prova a inseguire il pallone Onzacca, ma la palla è terminata in fallo laterale. Si alza la formazione roveretana. Intanto il passaggio, Onzacca che va a disturbare Guandeline, scambio con Calabrese, Guandeline ancora Calabrese, duello con Tiago, lancio lungo di Guandeline per Lucayan che riesce a saltare Christel e poi la palla termina in fallo laterale con Mufakir che rientra per Christel. 3-12 da giocare, 4-3 il punteggio, dentro Portinari, dentro anche Massafra. Olimpia Rovereto in possesso palla, lancio di Rafinha, la palla rimane in campo e poi l'ultimo tocco è di Epp in fallo laterale con rimessa per l'Olimpia Rovereto. 3 minuti e 2 secondi da giocare, tocco di Mufakir dietro, poi Rafinha, palla intercettata da Portinari, Veronesi disinnesca, palla larga per Mufakir, poi di nuovo Rafinha, quindi Tiago, ancora Rafinha, si muove Mufakir, Rafinha per Onzacca, poi Tiago dietro, Rafinha, va via Rafinha, Guandeline, palla larga per Mufakir, poi Onzacca
Onzacca dietro per Thiago, fa possesso l'Olimpia, 2-23, attenzione a Mufakir, le finte di Mufakir, prova a disorientare Epp che però non lo molla, tocco indietro per Thiago, poi ancora Rafinha per Onzacca, intervento di Guandeline, poi il sinistro di Calabrese, palla che termina sul fondo, rimessa per l'Olimpia, fidata da Veronesi a Thiago, ultimi 2 minuti, palla ancora per Thiago, attaccato, numero su Portinari e poi fascinautico con Thiago. È il quarto fallo dell'Olimpia Verona e il terzo giallo per la formazione giallo-blu per Portinari, dopo Epp e Frigerio. Fuori Portinari, dentro Frigerio, si ripartirà col calcio di punizione guadagnato da Thiago. Un 1 minuto e 52 ancora da giocare, partita però ancora aperta col 4-3. Intanto Gastaldello nelle file rossoblù sta aspettando il pallone che verrà calciato da Thiago per Mufakir che però non trova Rafinha, palla in laterale, quindi rifà il quinto di movimento Verona per 108 secondi da giocare. Prova ad andare in pressing Gastaldello, riesce però a manovrare palla l'Olimpia Verona, ancora il passaggio all'indietro per Epp, quinto movimento che parte da lontano questa volta. Guandeline per Frigerio, ancora il passaggio all'indietro per Epp, lo scambio con Calabrese, quindi Frigerio, di nuovo Epp, attenzione a Luca Jan che è a sinistra, riceve, attaccato da Thiago, ancora dietro, passaggio laterale, attenzione, la palla che sfugge per un attimo a Veronesi e termina poi in fallo laterale. 1 minuto e 13 da giocare, tocco all'indietro per Luca Jan, lo scambio con Guandeline, poi attenzione Calabrese, un tacco su Luca Jan di Thiago che subisce un infortunio al polpaccio, ma vediamo che rientra in campo. E poi rimessa laterale calciata male da Mufakir che poi chiede scusa ai compagni, regala un altro attacco alla formazione Olimpia Verona. 57 secondi al suono della bossina, la rimessa di Frigerio dietro per Guandeline, ancora Calabrese, chiedo scusa, lo scambio ancora con Guandeline, attenzione a Epp a sinistra, riceve Luca Jan, ecco Epp, attenzione a Frigerio che però sbaglia anche lui, squadre evidentemente stanche perché stanno sbagliando anche passaggi che sembrano elementari, come questo di Rafinha che regala la palla a Frigerio, poi Gastaldello che riesce ad andare via, poi chiuso, recupera, rimpallo, Gastaldello che lotta, intanto sparano i secondi e questo si prosegue. Ultimi secondi con Luca Jan in campo, attenzione come quinto, chiude Rafinha, palla per Epp, poi la palla in mezzo, chiuso da Rafinha in calcio d'angolo. 9 secondi al termine, attenzione al corner, time out richiesto da Castagna. Quindi ultimo schema che proverà Castagna e ovviamente proverà a difendere l'Olimpia Rovereto con 9 secondi. Si ripartirà con il calcio d'angolo per la formazione veronese.
torna in campo, intanto vediamo se è cambiato qualche risultato. Finita 6-0 per il Mestre Fenice, mentre Cesena ha ribaltato il risultato a Prata e ora in vantaggio 4-3. Cesena che sarà venerdì avversario dell'Olimpia Rovereto in terra romagnola. Calcio d'angolo, va a battere Epp. Fischio dell'arbitro, palla sul primo palo, però troppo sul palo perché è uscita. 2 secondi se ne sono andati, ora l'Olimpia deve mantenere il possesso. Attenzione a Thiago, chiuso da Frigerio, poi Rafinha. Guandeline usa le cattive ma non riesce a fermare perché suona la bossina. L'Olimpia Rovereto vince ancora una partita durissima con l'Olimpia Verona che ha provato fino alla fine a rientrare in partita, ma l'Olimpia Rovereto è riuscito a rimanere avanti di quel tanto che basta. Una vittoria di cortomuso firmata dalle reti di Bazzanella, Davide Vivian, Rafinha e Donzacca dalla parte opposta per l'Olimpia Verona. A segno nel primo tempo il gol di Lucayan e poi nella ripresa a segno Guandeline e Epp. 4-3 il risultato finale. Grazie per averci seguito, anche agli amici di Verona. Appuntamento qui a Rovereto sarà un po' più avanti perché venerdì si gioca a Cesena come abbiamo detto e poi ci sarà la pausa per la nazionale, quindi una pausa che arriva anche a corroborare sicuramente i giocatori dell'Olimpia Rovereto che nel giro di 20 giorni faranno 6 partite, la prossima a Cesena. Di nuovo buona serata a tutti e grazie per averci seguito. Rafinha che salta Lucayan, Bazzanella anticipato, attenzione al contropiede, Lucayan! Mufakir contro Lucayan, palla larga per Rafinha, scarico per Bazzanella che cerca, palla larga per Rafinha, Rafinha attaccato, Bazzanella il tacco per Thiago, il destro che esce dietro per Rafinha, cercato e trovato Bazzanella, si gira Bazzanella per Vivian, attenzione a Vivian che viene murato, poi va a recuperare il pallone, Vivian! Rafinha ad intercettare, ancora Rafinha, palla fil di palo, è avanzato anche il raggio d'azione, attenzione al bel parallelo di Calabrese, la botta di Portinari, recuperata ancora dall'Olimpia, Rafinha numero, palla in mezzo, Mufakir, chiusa, Rafinha, gol! Cristel attacca subito la pressione l'Olimpia Verona, intanto Rafinha chiuso, palla in mezzo, il gol firmato Rafinha, c'è Onzacca, poi il numero di Rafinha, Onzacca! Lucayan, scambio fra i due, attenzione alla palla, libero sulla sinistra e la palla in